con l'iniezione effettuata sul braccio sinistro di un emozionato dottor Lucio Brollo, direttore del reparto malattie infettive al Covid Hospital di Jesolo, è stata avviata la campagna vaccinale contro il coronavirus nel territorio della ULSS 4 Veneto Orientale. Devo ammettere che ho avuto una certa emozione che non pensavo di provare. Sono felice di essere stato vaccinato, al momento nessun effetto collaterale, spero non ce ne siano assolutamente, non è che ho sentito l'iniezione, quindi è una cosa fantastica perché finalmente possiamo intravedere una luce, come tutti dicono, ma in fondo al tunnel. Chiaro che è presto per dirlo. Le vaccinazioni anti-Covid nella ULSS 4 si effettueranno con una media di circa 1450 vaccini a settimana, con le priorità stabilite dal protocollo sanitario. Il principio per la distribuzione del vaccino è quello del rischio. Le persone che sono più a rischio di assumere il Covid o perché lavorano per aiutare altre persone, quindi la popolazione sanitaria, medici, infermieri, quelli degli ospedali, del territorio, quelli che vanno a casa dei pazienti. Una volta fatta questa andremo nelle RSA, dove andremo a vaccinare anche di tutto il personale e gli anziani che vivono nelle case di riposo. Al direttore della farmacia ospedaliera il compito di stoccare i vaccini dall'arrivo alla distribuzione, garantendo così il rispetto dei vari cicli di temperatura. Per questo il vaccino deve essere conservato in varie fasi, in vari step. Si parte dal meno 70 e si passa a +2, +8, quindi un frigorifero sempre monitorato, dove il farmaco, una volta che viene prelevato dal congelatore, è stabile per 5 giorni, quindi 120 ore. Da quel momento viene conservato in frigorifero fino al momento della diluizione del farmaco stesso. Il farmaco, che è una soluzione concentrata di 0,4 ml, deve essere diluito con 1,8 ml di fisiologica. L'obiettivo è arrivare a completare la vaccinazione entro settembre 2021. Tutti noi iniziamo concretamente a pensare di vaccinarsi da qui alla prossima estate, perché sarà il miglior modo per affrontare l'autunno 2021 nelle condizioni che questo Covid-19 sia soltanto un brutto ricordo.